Buongiorno e ben ritrovati, buongiorno con la prima edizione di Antenna 3 per raccontarvi tutto quello che accade nel nostro territorio, come sempre, come ogni mattina fino alle 13:30, prima di lasciarvi alla nostra programmazione. Partiamo come sempre con la cronaca ci porta nel Bellunese, siamo ad Alleghe dove questa mattina c'è stata una forte esplosione all'interno di un campeggio con una famiglia di Padova coinvolta. Un'esplosione probabilmente dovuta a una bombola di gas, 2 persone ferite, una mamma di 67 anni e una figlia di 39 anni. La paura, ovviamente, vedete le immagini che sono davvero impressionanti, ci racconta tutto perché è sul posto il nostro Stefano Bozzi. Stefano, buongiorno, cosa è successo? Sì, buongiorno Nicola e buongiorno ai telespettatori. Si è sfiorata la tragedia questa mattina al camping Alleghe di Masarè. Diciamo che la tranquillità di una mattina come un'altra in campeggio è stata bruscamente interrotta da un boato, un'esplosione fortissima che dalle prime testimonianze è sembrata quasi lo scoppio di una bomba attorno alle 7:45 di questa mattina. Dicevamo una fortissima esplosione che ha fatto letteralmente saltare in aria la roulotte di una famiglia padovana che si trovava qui in villeggiatura. Coinvolti nell'esplosione la madre di famiglia, 67 anni, che è stata portata in codice 3 al pronto soccorso del Cafoncello di Treviso in elicottero, e la figlia di 39 anni che è stata comunque portata in ospedale a Agordo, anche se dalle prime ricostruzioni avrebbe subito solo qualche escoriazione. Invece è miracolato il padre, che si sarebbe completamente salvato dallo scoppio perché al momento si era recato alla toilette, e nonostante quello che è il bollettino dei sanitari che ci parlano di questi condizioni gravi, soprattutto della madre, raccogliendo le testimonianze qui delle persone che si trovano a fianco della roulotte che è scoppiata, mi hanno riportato tutti la testimonianza che comunque la donna stava bene, e quindi per quanto abbia riportato delle ustioni e escoriazioni non sarebbe in pericolo di vita. E vi do anche un dettaglio in più, perché sono stati proprio i vicini della roulotte a estrarre dalle macerie madre e figlia, e sono loro che mi hanno raccontato quindi i dettagli sulle loro condizioni. Ma veniamo alla dinamica, perché stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe con ogni probabilità di una fuga di gas all'interno della roulotte in cui la famiglia stava campeggiando. Si tratta di una roulotte di proprietà della famiglia stessa, quindi non in dotazione al camping. Ma ho un dettaglio in più che potrebbe essere la chiave per comprendere la dinamica dell'accaduto, e posso dirvi che erano appena stati fatti proprio ieri dei lavori all'interno della roulotte e proprio all'impianto del gas, per cui, e lo dico con tutte le cautele del caso, è possibile presumere, sottolineo presumere, che questi lavori siano connessi alla causa del botto, anche perché, ed è un'informazione che mi ha rilasciato il titolare del campeggio, le bombole erano integre e sono state recuperate dai vigili del fuoco, e tra l'altro dovreste vederle nelle immagini che ho appena raccolto. Comunque resta il fatto che si è trattato di un'esplosione davvero importante, ci sono vetri dappertutto, anche a decine di metri dalla roulotte, e anche i vicini che stanno campeggiando in altre roulotte e bungalow hanno avuto dei danni ingenti. Lo spostamento d'aria è stato talmente forte che ha rotto vetri distanti decine di metri sia nel locale della toilette che nelle roulotte dei vicini, anche sradicando porte. Insomma, veramente la sensazione è quella che sia scoppiata una bomba, e vedendo quelli che sono i resti di questo scoppio non si può che parlare di un vero e proprio miracolo, che non si siano registrati decessi e che i familiari di questa famiglia del Padovano tutto sommato stiano bene. Questo è quello che posso dirvi fino ad ora, e vi restituisco la linea con la testimonianza della donna che ha estratto dalle macerie la signora, la mamma di questa famiglia, e la figlia. Se questo è tutto, vi lascio la linea. Abbiamo sentito un gran boato perché eravamo dentro, quindi un forte boato, e siamo usciti e abbiamo visto questo disastro, e c'era sotto la signora e la figlia perché il marito era appena uscito per andare in bagno,
quindi lui e abbiamo estratto la figlia e la mamma. Voi proprio subito li avete estratti? Subito sì, perché bisognava tirarli fuori. E in che condizioni erano? La ragazza per fortuna non ha niente, perché è una ragazza disabile, quindi per fortuna lei non ha problemi. La mamma ha delle ustioni e quindi l'hanno portata a Treviso. Queste dunque le prime testimonianze anche della signora che, come ci diceva il nostro Stefano Bozzi, ha estratto le 2 persone dalle macerie, l'avete visto, della roulotte distrutta, davvero un miracolo. Questa sera vi daremo ulteriori dettagli di questa vicenda con il nostro Stefano Bozzi da Alleghe, quindi dalla provincia di Belluno. Adesso, restando sulla cronaca, ci spostiamo però a Treviso, ormai siamo a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico ci sono ovviamente c'è la preparazione un po' in tutti i comuni. Siamo nella Marca Trevigiana in questo caso, l'apertura all'inizio della scuola è l'11 di settembre, mercoledì, la preparazione dei controlli anti-baby gang, sia per quanto riguarda gli autobus che per quanto riguarda le zone sensibili vicino alle scuole. Edi Caliman con Nicoletta Rizzetto a Conegliano, lo vedo, il comandante della Polizia Locale. Buongiorno Edi. Esatto Nicola, buongiorno. Comandante della Polizia Locale che saluto e presento il comandante Malamaci, e qui in nostra compagnia siamo nella sala operativa della centrale di Polizia Locale di Conegliano, perché appunto, come già accennavi tu, a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico si intensificheranno i controlli da parte dei vostri uomini e mezzi. C'è necessità? Intensificherete i controlli? Per quale ragione e soprattutto in che zone? Allora, come ogni anno intensifichiamo i controlli sempre nella zona della stazione ferroviaria e dell'autostazione, perché è la zona di maggior confluenza degli studenti, quindi a inizio anno ancora si è un po' euforici e quindi necessita un po' di ordine, per cui abbiamo un dispositivo con 2 pattuglie, tra cui l'unità cinofila, che presenzieranno proprio in quelle zone là. Insomma, prevenire atti di violenza e assicurare la sicurezza per tutti, studenti e non. Certo, più che altro dei disordini che possono creare dovuti proprio all'intemperanza giovanile. Rispetto a questo, che inverno si prevede anche rispetto a questi fatti di cronaca che insomma stanno tenendo banco in questi giorni? Diciamo che l'estate coneglianese tutto sommato quest'anno è stata abbastanza tranquilla dal punto di vista di fatti di violenza, non abbiamo registrato fatti particolarmente gravi, per cui speriamo che anche durante la stagione invernale si continui con questo trend. C'è qualche movimento in alcune zone prospicienti il centro cittadino, ma già con l'amministrazione comunale e con i commercianti si stanno intavolando alcuni discorsi per instaurare sia un rapporto di collaborazione ma anche dei dispositivi di controllo preventivo. Sta sempre attenzionata, comandante, le chiedo, la zona del Biscione? Sì, naturalmente quella sì, perché non tanto perché è il Biscione, ma soprattutto perché c'è l'autostazione, perché è il luogo di maggiore aggregazione e di incontro dove confluisce gran parte della sinistra Piave. Nicola, insomma, controlli intensificati. Comandante, io l'ultima cosa che le volevo chiedere è: si sa già quanti uomini e mezzi verranno schierati per questi controlli? Lei diceva inizio della scuola, noi saremo lì già l'11 mattina. Sì, allora in quella zona poi vediamo se anche la Polizia di Stato e i Carabinieri magari hanno qualche pattuglia. Noi interverremo con 2 pattuglie dedicate. Naturalmente altro personale lo dobbiamo dislocare anche sugli altri comuni della Convenzione, perché sì, la scuola inizia un po' dappertutto, quindi abbiamo il personale sparso un po' su tutti i comuni. Abbiamo istituito anche le zone scolastiche proprio per dividere le 2 utenze, cioè i ragazzi più piccoli da quelli che frequentano le scuole superiori. Affidiamo la gestione delle strade scolastiche, delle zone scolastiche ai nonni vigili che ogni anno reclutiamo, mentre gestiamo noi in prima persona tutto il discorso del traffico anche davanti alle scuole superiori.
Nicola, insomma, questo l'operato e la prospettiva per l'inizio delle scuole dal comando di polizia di Conegliano. Io, se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto ti restituirei la linea. Grazie Edi, grazie anche alla comandante. Conegliano, vigilata speciale per quanto riguarda il tema delle baby gang, come anche Treviso, l'abbiamo raccontato tanto in questi giorni, un po' in tutti i grossi centri storici il problema resta quello, come un grosso problema resta quello della droga, dello spaccio di droga, e in queste settimane, in questi giorni soprattutto Padova sembra la capitale dello spaccio di droga, lo è spesso anche Mestre, ma almeno a giudicare dai quantitativi che vengono sequestrati dalle forze dell'ordine in questi giorni. L'ultimo, il più recente, è quello della polizia, non è quello che vedo in preview, ma il nuovo sequestro della droga effettuato dalla polizia, credo 18 o dalla Guardia di Finanza, comunque 18 kg di droga che sono stati sequestrati. Vediamo. Non è questo. Ancora un ingente sequestro di droga a Padova. Dopo gli oltre 90 kg di hashish e cocaina rinvenuti dalla Guardia di Finanza, a mettere a segno una nuova importante confisca è la polizia, che ha rinvenuto più di 17 kg di droga tra chetamina, marijuana, hashish e estasi. L'operazione ha anche portato all'arresto di un giovane di Cadoneghe. Tutto nasce da un controllo di una volante che ha fermato in via Reni all'Arcella uno scooter con a bordo 2 ragazzi. L'autista del mezzo è risultato senza patente, mentre il passeggero custodiva in una borsa 5 panetti di hashish per il peso di 2,5 kg, oltre ad un apparecchio per il sottovuoto, una bilancia domestica e un contenitore con dei residui di sostanza bianca che, dai rilievi della polizia scientifica, è risultata essere chetamina. Gli uomini della mobile hanno quindi perquisito le residenze dei 2 giovani. Nel garage del ragazzo che era in possesso dei panetti di hashish sono stati trovati altri 10 kg di chetamina, 5 di marijuana, un altro 1,5 kg di hashish e 600 grammi di pastiglie di ecstasy. Il giovane è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Padova. Nulla è stato trovato invece a casa del secondo giovane. Questa dunque l'operazione della polizia. Allora rivediamo anche i 90 kg sequestrati dalla Guardia di Finanza, con diciamo un controllo della finanza sulle strade e dei sorpassi azzardati che hanno portato i finanzieri a controllare un'auto, trovando appunto quasi 100 kg di droga in quest'auto. Più di 90 kg di droga sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova. Tutto nasce da un controllo stradale dei finanzieri su un'autovettura sospetta che in centro cittadino aveva un'andatura non adeguata, con sorpassi azzardati e pericolosi. La persona è stata notata per uno stile di guida aggressivo all'interno del centro cittadino di Padova, quindi le pattuglie che erano dislocate sul territorio come dispositivo di contrasto e di prevenzione hanno pensato di procedere al fermo di questo soggetto, che ha cominciato ad accentuare questo stile di guida non consono fino ad essere fermato dalla pattuglia, che ha proceduto quindi alla perquisizione, rinvenendo all'interno del vano portabagagli un quantitativo di circa 30 kg di hashish. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno quindi perquisito l'abitazione del conducente dell'auto, uno straniero senza permesso di soggiorno, trovando ulteriori 60 kg di hashish, 1 chilo di marijuana, più di 10.000 euro in contanti e 5 bilancini di precisione. È un'operazione di rilievo da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Ha avuto riguardo sia alla quantità di droga sequestrata, 90 kg di hashish circa, più 1 chilo di cocaina, e a soldi in contanti rinvenuti poi nella successiva perquisizione. Quindi si innesta in un dispositivo come risultato di un dispositivo di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, per evitare
il rifornimento delle piazze di spaccio di Padova e provincia. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato e portato alla casa circondariale di Padova. Le indagini sono in corso per verificare le fonti di approvvigionamento e quelle che poi sarebbero stati i canali di spaccio della sostanza. Sicuramente il quantitativo non è trascurabile e merita un approfondimento investigativo che sotto la delega della Procura sarà effettuato. E poi sempre sul tema droga, l'operazione dei carabinieri che nella zona di Quinto di Treviso, anzi hanno arrestato un pusher che si definiva il re dello spaccio a Quinto di Treviso, era latitante da ben 4 anni. Era latitante da 4 anni, da quando era finito al centro di un'inchiesta per spaccio di cocaina. Si tratta di un 31enne nigeriano che si faceva chiamare The King, oppure Quinto, dal nome del comune dove privilegiava smerciare la droga, soprattutto polvere bianca ma anche marijuana. In quell'operazione condotta dai carabinieri di Zero Branco erano finiti in manette alcuni suoi connazionali. Lui invece era riuscito a fuggire fino all'altro giorno, quando proprio in una piazza di Quinto è stato individuato dai militari dell'Arma e fermato. Per gli illeciti appuntamenti clienti e spacciatori si accordavano telefonicamente su orari, luoghi precisi e quantitativi. Nel 2020 i carabinieri sono riusciti a stroncare la fiorente attività di spaccio tra nigeriani in favore di assuntori trevigiani. Il 31enne, destinatario del provvedimento cautelare emesso nel 2020, è stato quindi tratto in arresto e condotto in carcere. Svariate centinaia le cessioni di dosi di stupefacente contestate all'uomo e ai suoi connazionali dal 2017 al 2020. Chiudiamo questa pagina sulla droga, ma c'è ancora la cronaca. Torniamo a parlare del giovane morto dopo 16 mesi di coma a causa di un infortunio sul lavoro nel Padovano. I funerali potrebbero essere celebrati lunedì a Pionca di Vigonza. In tanti saranno presenti nella chiesa di Pionca di Vigonza per l'addio a Nicola Maddalozzo, il 28enne morto una settimana fa dopo 16 mesi di coma a causa di un incidente sul lavoro. Dopo l'autopsia eseguita martedì, il magistrato ha rilasciato il nulla osta per la sepoltura e i funerali dovrebbero tenersi lunedì mattina nella chiesa della frazione dove Nicola viveva e dove in tanti sono vicini alla famiglia del 28enne in questo momento. Era il 17 aprile del 2023 quando Nicola Maddalozzo, tecnico molto stimato, è caduto da un ponteggio mentre stava montando un condizionatore a Limena. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate dopo il volo di 6 metri a cui era sopravvissuto con lesioni gravissime. Nonostante un intervento chirurgico, Nicola Maddalozzo non aveva più ripreso conoscenza. Dopo 16 mesi di coma, il 28enne si è spento il 30 agosto all'Hospice Bonora di Campo San Piero, dove era ricoverato. Restiamo nel Padovano, ha scosso la comunità internazionale la brutale morte di Rebecca Cheptegei, l'atleta ugandese bruciata viva dal compagno, atleta che nel 2022 era stata protagonista della Padova Marathon, vincendo il suo primo titolo internazionale. Rebecca Cheptegei, la maratoneta brutalmente bruciata e uccisa dal compagno di ritorno dalle Olimpiadi di Parigi, aveva vinto la maratona di Padova nel 2022. La 33enne, atleta ugandese, era arrivata prima nella gara sui 42 km nel 22, quando la corsa padovana era tornata a corrersi dopo la pausa per il Covid. Quella era stata la sua prima vittoria internazionale. Assindustria Sport, società organizzatrice della Padova Marathon, l'ha ricordata con una nota: non ci possono essere parole adeguate per piangerla e condannare un atto a tal punto brutale e riprovevole. Oggi vogliamo ricordarla mentre taglia felice il traguardo. Una terribile storia, come è una terribile storia anche quello che resta ancora un giallo, la morte di Alex Marangoni, il 25enne di Marcon, morto dopo il famigerato rito sciamanico nell'abbazia di Vidor. Domenica ci sarà una camminata, una marcia silenziosa per chiedere verità e giustizia per Alex, con presente la famiglia
di Alex Marangon. Lo sapete, domenica anche il palio di Vidor. In questi giorni non sono mancate le polemiche e proprio la presenza di questa marcia silenziosa ha scatenato nuovamente nei confronti della famiglia diversi attacchi social. Ma statevene a casa, cosa c'entrano gli abitanti di Vidor? Se avete qualche protesta da fare andate in procura, rompete a chi sta indagando. Potete e dovete solo vergognarvi a scaricare le vostre paranoie su chi non c'entra niente. Una nuova ondata di odio social contro la famiglia di Alex Marangon. Il 25enne morto dopo un rito sciamanico organizzato all'abbazia di Vidor. Era la notte del 29 giugno quando Alex scomparve nel nulla. 3 giorni dopo il ritrovamento del suo corpo nei pressi del Piave. Un post, questo tra i più duri, ma altri sono stati pubblicati sui social come questo che dice: non si può bloccare un intero paese per un rito che è stato deciso da dei personaggi che non c'entrano nulla né con la Chiesa né con Vidor, bisogna essere responsabili delle proprie azioni. Insomma, una forma di protesta all'annuncio della famiglia di Alex di voler partecipare al palio di Vidor fissato per domenica questa, con una marcia silenziosa e pacifica per tornare a chiedere verità per il loro figlio. Famiglia che ottenne di far spostare il palio come da tradizione previsto anche in abbazia in piazza Vidor, in segno di rispetto per una morte avvolta ancora nel mistero e con la speranza che in quel luogo possano ancora essere ritrovati elementi utili alle indagini. Siamo sconcertati, scrive mamma Sabrina, abbiamo chiesto l'autorizzazione dalle 10 alle 13, ma siamo già stati minacciati dalla gente del posto. Questo post, spiega, è stato pubblicato sulla bacheca di mio cognato. Per fortuna che andremo a fare una marcia pacifica, silenziosa e di sensibilizzazione, ci aspetta un bel clima, scrive invece direttamente il papà di Alex sui social. La manifestazione si svolgerà a margine del palio, avevano annunciato i coniugi Marangon, ma quella di domenica potrebbe però rivelarsi una mattinata di tensione. E poi la tragedia della Marmolada, domani a Fonte Alto, nella Marca trevigiana, i funerali di una delle 2 vittime, Filippo Zanin. Il giorno del dolore, delle lacrime e dei tanti perché. Cos'è accaduto sulla via Don Chisciotte nel versante bellunese della Marmolada? Sono precipitati per cause ancora da accertare durante una scalata. Filippo e Francesco avevano in comune sia l'amore e la passione per la montagna che il lavoro nella stessa azienda, la Scarpa di Asolo. Esperti alpinisti periodicamente si davano appuntamento per raggiungere un'altra vetta. Il sorriso nelle foto, i sogni, tutto si è infranto in quel maledetto giorno. Cos'è accaduto? Nessuno riesce a spiegarselo, nemmeno i familiari chiusi in un dolore immenso. I corpi di Filippo Zanin, 36 anni, e Francesco Favilli, 44, sono stati individuati alla base della parete dall'elicottero Falco 2. Lo shock della comunità dove i 2 alpinisti vivevano, poca voglia di parlare, i vicini scuotono la testa e si stringono al dolore dei familiari. L'addio a Filippo, papà di una bimba di 2 anni, sarà sabato 7 alle 10 nella chiesa arciprete di Fonte Alto. Il sindaco di Fonte ha incontrato i genitori del 36enne. Che rinnovo le condoglianze a tutta la famiglia a nome dell'amministrazione, di tutta la comunità di Fonte, che in questo momento so essere vicina. È un lutto pesante per la nostra comunità perché era un ragazzo solare, era un amico di tante persone, di tutti, aveva sempre sorriso, quindi Filippo voglio ricordarlo così. Sindaco e amministrazione saranno presenti per l'ultimo saluto a Filippo. Gli staremo vicino per quello che si può fare in questi momenti, insomma. Francesco viveva dal 2022 nel comune di Maser, ma era originario di Pordenone. Lascia 2 figlie di 8 e 6 anni che vivono con la madre nel veneziano. Nei paesi regna il silenzio, ma rimangono quelle immagini dell'elicottero che perlustra la montagna ed il rombo di Falco 2 che squarcerà per sempre le speranze dei familiari. Filippo e Francesco erano lì, privi di vita, ai piedi di quella montagna immensa che tanto amavano. Una montagna bellunese che da giugno ha contato, pensate, ben 20 vittime. Un'estate nera per le Dolomiti, nera come il colore della cronaca legata alle numerose tragedie che hanno segnato le vite dei molti familiari e amici delle vittime che sulle montagne hanno perso la vita.
20 i morti dall'inizio di giugno per fatalità connesse alla frequentazione turistica o sportiva del territorio bellunese, di cui 3 registrati nella sola giornata di ieri, con la scomparsa della cordata Favilli-Zanini in Marmolada e il decesso a Taibona Gordino di un turista inglese precipitato con la tuta alare. È un numero che ci fa chiaramente riflettere, sulla bellezza da una parte della montagna, ma anche l'attenzione che deve essere posta quando appunto si va in montagna. Un impegno 365 giorni l'anno, quello messo in campo dall'azienda sanitaria sul fronte dei recuperi e dei soccorsi in montagna, di cui massima espressione rimane l'attività senza sosta dell'elisoccorso, avvalorato negli ultimi anni anche dalla presenza del secondo aeromobile Falco 2. Più di 800 gli interventi complessivi da inizio anno, con il picco nel mese di agosto che ha visto impegnati 2 elicotteri in 211 operazioni, 7 giornate con 10 o più decolli, 152 nel periodo estivo solamente per Falco 2. Una serie di numeri che dicono quanto sia stato importante la presenza appunto dei 2 elicotteri qui nell'area dolomitica, naturalmente in rete con le altre realtà venete e delle province contermini, e quanto sia importante continuare a sviluppare questo percorso di urgenza e emergenza. Un trend in continua crescita anno dopo anno, direttamente proporzionale al numero degli accessi turistici ai territori montani, e per il quale lo sforzo richiesto a volontari, tecnici, medici, infermieri e tutto il personale della rete dei soccorsi è sempre maggiore, sempre più oneroso, affinché si possa rispondere efficacemente a tutte le richieste di intervento. È una rete, quella dei soccorsi, quella dell'urgenza e dell'emergenza, che noi attenzioniamo di giorno in giorno. È una rete che noi cerchiamo di sviluppare naturalmente al meglio, in base alle necessità appunto delle persone, in base alle necessità appunto dei territori, e direi che finora il percorso sviluppato finora è stato un percorso buono. Si può sempre naturalmente migliorare, ma abbiamo risposto bene a tutte le chiamate che ci sono state. E poi la tragedia di Premariacco, usciamo per un attimo dal Veneto ma siamo vicini, le indagini sull'ultraleggero caduto in cui hanno perso la vita Simone Fante e la 15enne Alessandra Freschet. Si attendono le autopsie, quindi nulla osta per l'ultimo saluto ai giovani scomparsi. Che cosa è successo esattamente in quegli attimi drammatici in cui l'ultraleggero su cui viaggiavano Simone Fante e Alessandra Freschet è precipitato prendendo fuoco? Proseguono parallele le 2 inchieste atte ad accertarlo, quella della Procura di Udine e quella dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza del Volo. Le ispezioni nell'elisuperficie di Premariacco sono state completate nella giornata di mercoledì, compreso l'esame dei resti del velivolo e la raccolta di tutte le testimonianze utili a ricostruire gli ultimi attimi di vita dei 2 ragazzi. È stato sentito anche il presidente della Fly and Joy, Aimaro Agostino. La prossima tappa sarà quindi quella della rimozione dei resti dell'ultraleggero. Il vento rimane l'indiziato principale ad aver causato la tragedia, con raffiche forti improvvise che avrebbero creato condizioni di instabilità forse ingovernabili. Nelle ultime ore si sono fatte avanti anche ipotesi di errore umano, tutto al vaglio degli inquirenti. L'unica cosa certa al momento è il dolore atroce di 2 famiglie che non si danno pace. A Reana la comunità prova a stare vicino ai parenti stretti di Simone. È un momento difficile per la famiglia stessa, ma in realtà per tutti. Questo ragazzo non viveva attivamente la comunità, ma la sua famiglia è molto conosciuta nella frazione di Qualso, frazione dove il padre è cresciuto e dove risiedono anche i nonni del ragazzo. Quindi ieri sera, dimostrazione è che ieri sera durante il rosario la partecipazione è stata importante della comunità del Roiale, ma in realtà anche delle comunità limitrofi. Lo stesso sta accadendo a Roveredo in Piano, dove si piange la 15enne Alessandra. I genitori si sono recati a Premariacco a vedere da vicino il luogo nel quale ha perso la vita la figlia, che sognava di fare la pilota e che ha trovato la morte al suo primo volo. Non ci sono ancora le date dell'ultimo saluto ai ragazzi. Per i funerali si attende il nulla osta che arriverà dopo l'autopsia. Torniamo in Veneto, torniamo a parlare di Vicenza e di agenti di polizia locale aggrediti, nuovi episodi e la protesta dei sindacati in diretta. Luisa Bertini, buongiorno Luisa.
Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Un'ennesima aggressione ai danni di 2 agenti della polizia locale che hanno riscontrato una prognosi tra i 20 e i 30 giorni. I sindacati hanno deciso di scendere in piazza. Io sono in compagnia con Maria Teresa Tureta della CUB e con Fabio Martini dell'UGL che ci spiegano un po' che cosa è successo e quali sono le richieste. Allora, quello di ieri è stato l'ennesimo episodio dopo una serie avvenuta nel mese di agosto con recrudescenza dei fatti e delle prognosi. 20 e 30 giorni sono prognosi particolarmente gravi, ferite, chimosi e fratture. Quindi una situazione che chiama a una risposta. Per forza di cose ci deve essere una risposta fatta in protocolli operativi, dispositivi di sicurezza a partire proprio anche da strumentazioni molto banali come lo scudo, che è una protezione di gomma piuma a tutela dell'operatore e del paziente in questo caso qua, e un intervento anche politico di organizzazione, di migliore organizzazione di interventi tra prefettura, questura e comando di Vicenza. Ecco, a proposito di protocollo, di questa recrudescenza che vi preoccupa? Sì, allora la mancanza di un comitato mensile di sicurezza che dopo un mese è richiesto per fare delle pratiche operative immediate come lo prescrive il testo unico, questo fa veramente pensare male, ma quello che più preoccupa è l'indice di frequenza e l'indice di gravità, l'IF-LISI. E in un mese è aumentato in modo molto esponenziale. Mi sarei aspettato che entro le 24 ore, come prescrive il testo unico, un aggiornamento delle pratiche perché non succeda il prossimo episodio grave. Ecco, avete sentito sindacati pronti ad intervenire a tutela della sicurezza degli agenti di polizia locale. Ricordo che si tratta dell'8º episodio riscontrato qui a Vicenza in poche settimane. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. E proprio oggi a Vicenza intanto ha aperto la Fiera dell'Oro appunto di Vicenza, che è un evento di portata mondiale che richiede ovviamente un grosso sforzo sul fronte della sicurezza da parte delle forze dell'ordine, e domani in concomitanza con il Salone dell'Oro è prevista una manifestazione dei centri sociali degli attivisti pro-Palestina. Lo scorso anno non mancarono le tensioni. Fiera dell'Oro al via, il mondo a Vicenza, più di 1200 espositori che arrivano da 35 paesi. Il salone della gioielleria e dell'oreficeria con i suoi 70 anni è il più longevo del mondo, ma creatività, artigianalità, innovazione, lusso vanno inseriti sullo spartito della sicurezza. Questura, carabinieri, fiamme gialle, polizia locale, col supporto dei vigili del fuoco e delle strutture sanitarie sono in prima linea. Il piano è collaudato dalla vigilanza nelle ore notturne ai pattugliamenti e al presidio del territorio per neutralizzare il rischio di furti e rapine, ma anche il rischio di contrabbando. Tutto nel segno innanzitutto della prevenzione. Nel corso degli ultimi controlli sono stati notati alcuni personaggi che si avvicinavano alle vetture in sosta nei parcheggi esterni vicini alla fiera. Gli agenti delle volanti sono intervenuti e li hanno immediatamente identificati. Si tratta di padovani con precedenti. Accompagnati in questura, sono stati fotosegnalati. Per loro sono scattati 2 fogli di via obbligatori da Vicenza per 4 anni. Ma la Fiera dell'Oro è una vetrina anche per chi cerca visibilità sui temi politici. Gli attivisti dei centri sociali sono pronti a scendere in strada con una manifestazione organizzata per sabato pomeriggio. Partiranno dal bosco di Calte, dove hanno allestito il Woods Climate Camp, con un corteo in direzione della stazione ferroviaria. Sì, sabato partiremo da qui alle ore 5 e andremo verso la stazione a dire che Vicenza ha bisogno di andare in direzione opposta al TAV, ha bisogno di investire risorse in salvaguardia dell'ambiente, in tutela della salute, in anche processi democratici che siano veramente di decisione da parte delle persone, della cittadinanza, in una società di pace, e non ha bisogno di sprecare risorse e territori e luoghi come questo per un'opera ecocida come il TAV. Agli attivisti del Woods Climate Camp sabato si uniranno anche le associazioni pro-Palestina che organizzeranno un sit-in in Viale dell'Industria a partire dalle 4 del pomeriggio. L'ultima manifestazione dei centri sociali in concomitanza con la Fiera dell'Oro fu il 20 gennaio, quando alcuni manifestanti che protestavano contro Israele uscirono dal percorso stabilito entrando in collisione con le forze dell'ordine. Questa volta il messaggio del sindaco e del questore è che non saranno tollerati altri disordini. Ma
Manifestare è chiaramente un diritto costituzionale, non è un diritto costituzionale poter far danni alle cose, alle persone, manifestare con violenza, quindi l'auspicio è sempre che le manifestazioni si svolgano in maniera pacifica, serena, rivendicando legittimamente le proprie opinioni e le proprie idee, ma sempre in maniera pacifica. Non saranno tollerati atti di violenza, atti di prevaricazione. Noi abbiamo il dovere di garantire ai cittadini sicurezza e soprattutto il rispetto dell'assoluta legalità. Così dunque il monito del questore di Vicenza e anche quello del sindaco di Vicenza Possamai. Staremo a vedere domani cosa accadrà, peraltro lo seguiremo in diretta. Adesso torniamo invece a Mestre per parlare del grande buco di Mestre, l'ex Umberto I. Ci sono novità per quanto riguarda le osservazioni dei cittadini sul progetto. Ilaria Marchiori, buongiorno. Buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori, hai detto bene, sono state presentate proprio questa mattina le osservazioni, si tratta di 12 punti, ci troviamo qui nell'area dell'ex Umberto I, non meno di un paio di mesi fa avevamo assistito anche alla presentazione della riqualificazione dell'area con una gran parte di investimento da parte del gruppo Ali e poi comunque nelle settimane a seguire ulteriori proteste da parte dei membri del comitato e anche dei cittadini. Qui insieme a noi c'è Monica Coin, portavoce del comitato ex Umberto I Bene Comune. Benvenuta Monica. Allora voi stamattina avete presentato queste osservazioni, era il termine ultimo, era il giorno della scadenza, 12 punti in sintesi perché ovviamente i tempi televisivi sono quelli che sono. Su che cosa puntate principalmente? I punti sono molti, a partire dalla carenza di partecipazione dei cittadini nella procedura che è stata fatta d'estate in 10 giorni, comprimendo i regolamenti, le commissioni sono state congiunte, gli stessi interventi, noi siamo intervenuti in tutte le sedute dei consigli comunali e anche del consiglio di municipalità, sono state mal tollerate dalla giunta. Oggi presentiamo, secondo la procedura di legge, ci dà la possibilità di presentare le osservazioni che dovranno essere discusse punto per punto in consiglio comunale. Partiamo appunto dalla carenza di partecipazione e mettiamo in discussione nel dettaglio tutti i regolamenti comunali e di municipalità. Il fatto che il De Zottis venga abbattuto per noi è un danno molto grave, prima di tutto dal punto di vista storico-identitario, perché è una delle poche tracce della Mestre novecentesca, ma è soprattutto illegittimo dal punto di vista amministrativo, per esempio, perché il piano di assetto del territorio prevede che tutti i padiglioni siano delle invarianti, cioè abbiano dei forti vincoli rispetto alla loro trasformazione, e abbattere il De Zottis, secondo noi, e questo lo faremo valere magari anche in altre sedi, è un profilo di illegittimità amministrativa. Per esempio le torri hanno dei gravi problemi di coni d'ombra, sono molto alte, gli stessi residenti hanno rilevato questo problema. Abbiamo delle torri di 87 metri che andranno sicuramente a modificare. Al posto per esempio del padiglione De Zottis viene aumentato il parcheggio a raso, che insomma è uno dei modi per squalificare un'area, fare un parcheggio a raso. Noi chiediamo che perlomeno i parcheggi vengano interrati e quindi non ci sia un dispendio. Tra l'altro viene fatto proprio nella riva del fiume, c'è il mancato rispetto della fascia fluviale, che è una fascia umida, ambientale e importante, anche con il parco del Marzenego. Ecco Monica, voi fondamentalmente non siete contrari in toto al progetto, ma vorreste che fossero apportate delle modifiche e soprattutto anche un coinvolgimento diretto. Certo, i cittadini non hanno avuto una procedura partecipata e proprio perché questa procedura ha compresso la partecipazione chiediamo che il Consiglio Comunale e la stessa Giunta vada a instaurare una istruttoria partecipata. È una facoltà che hanno per rimediare al fatto che, nonostante la bufera giudiziaria, si sia dato più peso alla parte privata, perché l'interlocuzione è stata fatta soltanto
soltanto nei confronti del soggetto privato, che tra l'altro il gruppo lì è anche coinvolto nelle verifiche delle indagini. Allora noi abbiamo chiesto che questa giunta, in questo momento anche di crisi di credibilità, perlomeno su un progetto del genere si soffermi a discutere, perché anche chi ha votato a favore, cioè gli stessi consiglieri di maggioranza, non hanno dato motivazioni. Quindi noi chiediamo che venga discusso il piano di recupero. Stiamo parlando della terza città del Veneto, perché Mestre è la terza città del Veneto, e questo è uno dei più grandi progetti di piani di recupero ad iniziativa pubblica, 4 ettari in pieno centro della città, che cambierà l'assetto urbanistico. Quindi noi abbiamo diritto di discutere e questa amministrazione in questo momento di scarsa credibilità non può comprimere l'interesse pubblico. Tra l'altro ci sono altri profili in cui l'interesse pubblico viene compresso, ad esempio si rinuncia alla quota di residenzialità, la quota ERP, il 10% che dovrebbe andare anche nella costruzione del privato viene rinunciata dal comune a favore dell'interesse privato. Quindi noi chiediamo che l'interesse pubblico ritorni a essere protagonista. Allora, in attesa di avere la risposta da parte della Giunta, ringrazio Monica Coin, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Insomma, il caso dell'ex Umberto I, insomma, è un caso annoso ed è ancora un buco a Mestre, un'area di fatto senza un futuro preciso. Amministrazione che ha, diciamo, le tante gatte da pelare in un momento, lo ricordava la stessa Monica Coin, particolare per l'amministrazione di Venezia, il caso dell'inchiesta Palude. Lo abbiamo raccontato bene in queste settimane, in questi mesi, insomma, con anche le polemiche in Consiglio Comunale. Tra i tanti problemi di Venezia, in questo caso di Venezia Centro Storico, c'è la irregolarità diffusa, e anche questo problema annoso, tra i banchetti che vendono i souvenir in centro storico. Dopo un sopralluogo tra San Marco e Rialto, l'assessore al commercio Costalonga annuncia il giro di vite del comune. Alla sesta sanzione grave, la concessione del posteggio viene ritirata dall'amministrazione comunale. Per i furbetti dei banchetti di souvenir, a Venezia la festa è finita. Con il nuovo regolamento comunale, i passaggi di gestione non azzerano le sanzioni, che continueranno ad accumularsi implacabili fino al ritiro della licenza ai titolari della concessione. L'assessore al commercio Sebastiano Costalonga ha effettuato un sopralluogo tra Riva degli Schiavoni e Ponte della Paglia a San Marco, Salizzada Pio X e Campo Cesare Battisti a Rialto. La situazione che abbiamo trovato è incresciosa, 1 su 10 rispetto al regolamento. 1 è un italiano, veneziano, e il resto sono stranieri. Abbiamo avuto difficoltà anche nel spiegare a questi stranieri come rispettare il regolamento, perché non parlano nemmeno l'italiano. Secondo un principio giurisprudenziale in uso da millenni, l'ignoranza della legge non è una scusa, men che meno la non conoscenza della lingua. Quindi, dopo il sopralluogo dell'assessore Costalonga e dei tecnici comunali, ci sarà il passaggio della polizia locale e per chi non è in regola scatteranno le multe che sommando si porteranno, come detto, al ritiro della licenza. Abbiamo riscontrato molte difformità rispetto al regolamento, a partire dalle misure dei banchi, all'esposizione dei prodotti con prolunghe oltre il concesso. Oltretutto molti prodotti venivano venduti come i vestitini di lino. Se oramai le decine e decine di banchetti di souvenir sparsi in tutta Venezia sono gestiti in massima parte da stranieri, le licenze rimangono saldamente nelle mani di veneziani che, se le vorranno mantenere, dovranno cambiare o far cambiare registro a chi materialmente vende la merce. L'attenzione deve essere alta da parte dei proprietari della concessione, che dopo appunto la sesta sanzione potrebbero vedersi ritirata l'autorizzazione definitivamente. Ancora a Venezia, centro storico, dove solo poco più di un bambino su 5 può trovare posto in un asilo comunale. La denuncia della consigliera d'opposizione del Partito Democratico Monica Sammo, che chiede ancora all'amministrazione la riapertura delle strutture che sono state chiuse.
Gli asili comunali possono accogliere solo poco più del 20% dei bambini. È evidente che in questi anni il Comune di Venezia avrebbe dovuto fare un investimento straordinario che invece non c'è stato. La denuncia è della segretaria Dem Monica Sambo, che ricorda le decine e decine di famiglie in lista d'attesa che ancora non sanno come potranno organizzare la propria vita e conciliare gli impegni di lavoro con la gestione dei figli più piccoli. In questi anni sono arrivate tantissime risorse al Comune di Venezia, miliardi di euro appunto al Comune. Pensiamo solo che 300 milioni di euro sono stati spesi per realizzare il palazzetto, The Basket e lo stadio, però non sono state investite altrettante risorse invece per quello che è un servizio essenziale come quello degli asili nido, appunto delle scuole dell'infanzia del Comune di Venezia. Il Partito Democratico inquadra la vicenda in un ambito più ampio, in una gestione amministrativa in cui il tema della residenza non ha mai trovato posto, non solo per quanto riguarda la casa, ma anche per quanto riguarda i servizi legati ai più piccoli, che invece di venire potenziati si continua a distruggere esternalizzando o addirittura chiudendo le strutture presenti in comune. Chiediamo con forza quantomeno la riapertura delle strutture che sono state chiuse, che sarebbero essenziali per i nostri bambini e per le nostre bambine, e soprattutto per le famiglie e per le appunto tante donne che purtroppo decidono anche di abbandonare il lavoro per l'assenza di servizi in questo territorio, e dall'altra chiediamo anche che finalmente gli asili nido siano gratuiti. Abbiamo più volte fatto queste proposte anche in sede di bilancio, sempre bocciate da questa maggioranza che preferisce investire in palazzetti o stadi invece che dare dei servizi effettivi a tutela e a beneficio delle famiglie e dei più piccoli. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione, la politica, mentre si registra una parziale apertura al confronto da parte del Cardinal Zuppi, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ieri era tra Venezia e Mestre. Lo sapete qual è la vicenda, lo scontro, le parole forti della CEI sulla questione dell'autonomia e la risposta del governatore Luca Zaia in questi giorni con una lettera mandata proprio a Zuppi. La risposta di Zuppi è una apertura al confronto sul tema dell'autonomia. Chi invece il confronto lo vuole, ma come una sfida vera e propria, è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ieri sera era a Treviso. A Treviso in questi giorni si svolge la festa democratica. Questa sera gli ospiti d'onore saranno Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Ebbene, ieri sera il governatore della Campania ha lanciato un guanto di sfida proprio a Zaia sul tema dell'autonomia. Sentiamolo. Un Vincenzo De Luca che non teme confronti né con la sfida dell'efficienza lanciata a destra dalla legge sull'autonomia, né sui conti pubblici, né sulla sanità, quello che si è presentato ieri sera a Treviso nell'ambito della festa democratica organizzata dal PD cittadino. Alla domanda precisa se sia pronto per sfidare Luca Zaia in un 1 contro 1, il governatore ha risposto così. Domani mattina, stasera, gli dirò ovviamente di venire con il portafogli pieno, perché il confronto si deve poi tradurre nel risarcimento della Regione Campania. Vi ho detto 200 milioni solo nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale e poi c'è tutto il resto. Sulla questione della sanità, De Luca ha infatti detto che ogni anno la Regione Campania viene derubata, parole sue, di oltre 200 milioni di euro nel riparto del Fondo Nazionale. Poi è stato chiarissimo sulla questione dell'autonomia e del referendum che si sta prospettando contro la legge Calderoli. In primo luogo non porterà da nessuna parte, perché non concluderà assolutamente nulla. Se si dovesse andare fino in fondo è chiaro che divide l'Italia. A me interessa applicare le stesse regole per tutti i cittadini italiani, dal Piemonte alla Sicilia, e poi, avendo le stesse risorse finanziarie e di personale, ognuno viene chiamato a rendere conto, a dimostrare la propria capacità amministrativa. Noi abbiamo letto la battaglia contro il Covid meglio di ogni altra regione d'Italia. Non so se è chiaro, avendo 20.000 medici in meno rispetto alla media nazionale. La battaglia che stiamo facendo è contro l'autonomia differenziata, ma è una battaglia su due fronti: contro questa autonomia differenziata, ma ancora di più contro il centralismo burocratico che sta dilagando in questo momento nel nostro Paese.
Queste le parole di De Luca ieri sera a Treviso. Adesso torniamo nel Padovano e torniamo a parlare del maltempo. Ieri abbiamo raccontato a lungo della giornata con il fiato sospeso un po' in tutta la regione per l'ondata di maltempo, ma le due ondate di maltempo, una nella prima mattinata e poi nel pomeriggio, con la preoccupazione per disagi. Ci sono stati disagi maggiori, lo sappiamo, l'abbiamo detto, soprattutto nel Rodigino. Nelle altre zone del Veneto, nonostante qualche disagio, la situazione è stata maggiormente sotto controllo. A proposito di maltempo, andiamo però da Chiara Gaiani, da Campo San Piero, con una novità che riguarda una precedente ondata di maltempo. È così, Chiara? Sì, buongiorno Nicola, siamo con il sindaco Katia Maccarrone che ringraziamo. Il 17 maggio del 2024 sarà una data che Campo San Piero difficilmente potrà dimenticare e infatti ogni volta che piove l'ansia sale e quel giorno, quella notte per la precisione alle 3, ha rotto l'argine del Muson con almeno una cinquantina, non so se tra famiglie e aziende interessate, forse addirittura di più. Ecco, e per questo ieri è andato tutto bene, per fortuna, ma per questo il Comune ha attivato una forma di sostegno, un conto corrente solidale. Sì, quel 17 maggio è giustamente una data, come veniva detto, che non dimenticheremo. Purtroppo è stato un evento drammatico che ci ha segnato, ma soprattutto le tante famiglie e anche aziende che sono state coinvolte. I danni sappiamo che sono notevoli, parliamo di decine di migliaia di euro per ciascuna famiglia, soprattutto nei casi un po' più importanti. E allora noi abbiamo voluto attivare questo conto corrente solidale, lo stiamo iniziando adesso a pubblicizzare, tutti i riferimenti possono essere trovati nel sito, nell'home page del Comune. Perché abbiamo voluto farlo? Per non certo riuscire a coprire questi ingenti danni, però comunque dare un segno, un segnale di solidarietà, di vicinanza da parte della comunità. Chi volesse quindi donare generosamente anche poco o tanto all'interno di questo conto corrente sa che la destinazione di quei fondi sarà questa, la renderemo poi pubblica alla fine del percorso. Ci sono anche delle associazioni del nostro comune che hanno attivato delle iniziative proprio per raccolta fondi e quindi questo sarà un contenitore dove convogliare un po' tutte queste iniziative. Ecco, diamo un'altra notizia molto importante per i cittadini, ovvero sostanzialmente da oggi, da queste ore, sono arrivati i moduli da compilare per ottenere i ristori, perché relativamente a quell'emergenza è stato aperto lo stato di calamità. Infatti era quello che attendevamo e che i cittadini continuavano a chiedere, però non avevamo ancora il via ufficiale, non potevamo quindi divulgare niente. In queste ore proprio è arrivato da parte del commissario straordinario, attraverso l'ANCI, che è l'istituzione che seguirà i comuni sotto questo fronte, è arrivato il via per la richiesta da parte dei cittadini del ristoro per i danni subiti. Anche in questo caso nel sito del Comune sono già disponibili i moduli da compilare, c'è un modulo per i privati, per le famiglie, e un modulo un po' diverso per le attività economiche, dove appunto rendicontare, dare una stima in questa prima fase, non serve già allegare fatture, esatto, una stima che serve al commissario per avere un numero. Chiaramente ancora le cifre non ci sono a disposizione, questo va detto, ma verranno chieste dal commissario a livello nazionale. Qui continueremo a farci sentire anche come sindaci affinché vengano destinate le risorse appunto a sufficienza. Potrebbero esserci però già in questa prima fase alcune risorse un po' più contenute che possano andare incontro alle prime necessità che sono state sostenute dalle famiglie. Il Comune è a disposizione per tutti i chiarimenti, nel sito ci sono i numeri di telefono, le mail insomma da contattare e quindi adesso cercheremo di divulgare sempre di più la notizia. Ecco, ricordiamo c'è una data, vero, entro cui vanno presentati. Stavo pensando proprio, ecco, quest'altra informazione, entro il 7 ottobre vanno presentate da parte dei cittadini queste richieste. Ecco, quindi 7 ottobre è la data da ricordare. Grazie a Katia Maccarrone, sindaco di Campo San Piero. Ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roque Allende. Da Campo San Piero la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani, ma restiamo però nel Padovano, lo diceva Chiara, lo dicevamo, insomma l'emergenza è rientrata, allora vediamo il bilancio del Padovano.
24 ore fa il risveglio con la pioggia, in mattinata con temperature finalmente su livelli consueti per la stagione. Si torna a respirare dopo il passaggio della prima fase della perturbazione che nella giornata di giovedì ha portato in alcune aree della provincia accumuli maggiori ai 50 mm d'acqua. Le più interessate le aree della bassa e dei colli euganei. In particolare alcune strade sono state allagate tra Solesino, Vescovano, Ospedaletto e Euganeo, mentre sui colli sono state controllate alcune strade della rete viaria minore. Durante la notte le squadre della Protezione Civile sono uscite per liberare una via sulla quale era caduto un albero a Galzignano. Tra Monselice e Galzignano ancora sorvegliati 2 calti, torrenti che favoriscono il deflusso delle acque piovane a rischio esondazione. Squadre tutte rientrate in queste ore in provincia e anche a Padova, città dove l'emergenza è cessata senza alcun disagio. Pausa per 2 giorni adesso, da domenica è previsto un nuovo peggioramento. Eh sì, tornerà a piovere domenica soprattutto in tutto il Veneto, ma quello che è appena finito, che agosto è stato, è un agosto da record con temperature medie mai così alte negli ultimi 30 anni, a testimonianza di un cambiamento climatico in atto davvero molto importante. Un agosto caratterizzato da notti tropicali, 21 su 31, temperature che di notte hanno superato di almeno 3,2 gradi quelle registrate negli ultimi 30 anni. I dati sono della Protezione Civile del Veneto. Dicono che è stato l'agosto più caldo, con una media di 24,1 gradi tra minime e massime. 14,1 gradi sul Faloria Cortina d'Ampezzo, 2235 metri di quota, 19,7 gradi a Col di Indes in Alpago, 1181 metri, 23,3 gradi a Passo Santa Caterina nel Vicentino. Insomma, valori eccezionali, cui fa da contraltare il peso delle piogge. In Veneto sono caduti 66 mm rispetto ai 102 mm del periodo 1994-2023, il 36% in meno. La delicatezza del momento sta nel fatto che sia pur in presenza di precipitazioni che in generale potrebbero anche non apparire come rilevantissime, queste fanno i conti con un terreno che nelle ultime settimane ha visto pochissima acqua, e quindi il terreno così secco e le precipitazioni intense in archi temporali ristretti possono generare qualche problema, in modo particolare nei corsi d'acqua secondari. Valori eccezionali, un record di caldo e siccità che impone attenzione ora alle opere minori. C'è ancora moltissimo da fare, in modo particolare una grande sfida da mettere in campo subito, che coinvolge tutti i comuni e le amministrazioni comunali, sia quello delle acque meteoriche e quindi dei cosiddetti tombini, che non sono più in grado di assorbire questi fenomeni. E poi c'è stato comunque il crollo termico di queste ore, quindi si è passati da un caldo anomalo a un crollo termico. Ad esempio, pensate a Rosà, in poche ore un crollo di 13 gradi. Un vero e proprio crollo delle temperature, da un caldo record a un fresco autunnale che sembra dire proprio che l'estate è decisamente e bruscamente finita. Sul maltempo di queste ore infatti è emblematico il caso di Rosà, dove i dati rilevati dall'ARPAV raccontano di come negli ultimi 2 mesi il termometro non era mai sceso sotto i 30 gradi e negli ultimi 60 giorni quasi mai la temperatura massima è stata inferiore ai 30 gradi, superando spesso e ampiamente questo valore, con picchi sui 35-36 e sfiorando i 37. Tra luglio e agosto la media delle temperature massime è stata perciò di 33,6 gradi e ora, in poche ore, improvvisamente il crollo. Con il maltempo a Rosà si è scesi a 20 gradi, ovvero 13 in meno di inizio settimana. Numeri da record, almeno per quello che riguarda l'ultimo secolo di storia di questo territorio. Il cambiamento climatico e il tema anche della difesa del territorio dalle esondazioni, dalle inondazioni, e poi c'è il dibattito sulla diga del Vanoi. Continua la polemica che investe non solo il Veneto ma anche il Trentino, mentre si è dato il via al dibattito politico obbligatorio per legge anche il primo cittadino di Arsiè, quindi siamo tornati nel bellunese, ha espresso la sua ferma contrarietà nei confronti dell'opera.
È una storia antica, della diga del Vanoi si è cominciato a parlare una quindicina di anni fa, la problematica la conoscevo, ero contrario allora, si immagina se non sono contrario adesso. A carattere perentorio il no del sindaco del comune di Arsia Ivano Fauro rispettivamente al dibattuto tema della costruzione dell'invaso nella Valle del Vanoi, che da mesi tiene banco sui tavoli della politica e delle amministrazioni locali, vedendo contrapposti gli interessi della pianura, che lo ritiene strategico per il rifornimento idrico all'agricoltura, e i territori coinvolti nella costruzione della diga, quelli a cavallo tra Veneto e Trentino, tutti contrari all'unanimità. Ed è un iter che procede, quello dell'invaso del Vanoi. La scorsa settimana sono stati avviati i dibattiti pubblici imposti dalla legge per le costruzioni di opere di questa portata, nonostante le diffide legali inviate da Trento, che parafrasando ha riportato a chiare lettere "nel nostro territorio mai", e la contrarietà espressa in più occasioni da parte della provincia di Belluno. Il sindaco del comune, che come si evince dagli studi effettuati dal consorzio di bonifica Brenta, titolare della progettualità dell'opera, sarebbe tra i primi ad essere invasi dall'acqua nel malaugurato caso del crollo della diga, non si capacita come si possa continuare a percorrere questa strada. Pensare di fare una diga dove tutta la provincia di Belluno, la provincia di Trento compresa, è contraria, la vedo una cosa molto difficile, la vedo una cosa distante e inattuabile, quindi non capisco perché ci sia ancora questo accanimento per provare a costruire una diga. Per Ivano Fauro il Vanoi non è la soluzione ai problemi idrici della pianura, ma esisterebbero soluzioni più efficaci ed indolori, come l'escavazione dei fondali del lago del Corlo. È una diga che secondo me non serve forse alla pianura per avere più acqua. Beh, non è l'unico metodo perché la pianura possa avere più acqua. L'escavazione del nostro lago sarebbe un sistema molto efficace. Dopo 70 anni il nostro lago è quasi per la metà invaso dai detriti, scavandolo sicuramente si recupererebbe più acqua. Sono interventi che poi portano a una maggiore capacità del lago e quindi sono interventi che secondo me la regione del Veneto dovrebbe caldeggiare e non caldeggiare altri interventi che sono al giorno d'oggi inattuabili. A proposito di questo, anche Legambiente esprime una ferma opposizione all'ipotesi di progetto per la costruzione di una diga sul torrente Vanoi. Lo afferma appunto in una nota l'associazione ambientalista, che ha inviato ieri un documento in considerazione e parere preliminare al consorzio di bonifica Brenta. Questa proposta, che prevede la realizzazione di un lago artificiale con una capacità di 33 milioni di metri cubi, puntualizza Legambiente, presenta gravi rischi per l'ecosistema locale e non risolve la problematica idrica della regione. In un contesto di crisi idrica, continua Legambiente, la realizzazione della diga non garantirebbe affatto un uso efficiente delle risorse, aggravando le difficoltà di approvvigionamento per le comunità locali e per l'agricoltura. Il documento di Legambiente analizza le problematiche legate alla gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Brenta e propone soluzioni per migliorare la situazione, a partire dall'abbandono dell'ipotesi della diga, che comprometterebbe, dice Legambiente, irreparabilmente la naturalità del torrente Vanoi, l'habitat di specie rare come la trota marmorata, già in pericolo di estinzione in altre aree. Quindi questo è il duro documento di Legambiente inviato come parere preliminare al consorzio di bonifica Brenta. Adesso velocemente l'ultima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in diretta. Abbiamo mandato via i telegrammi alle ostetriche, purtroppo solo 2 hanno risposto positivamente. Noi abbiamo bisogno di 6 persone, quindi adesso andremo alla ricerca delle altre 4 ostetriche per poter aprire, perché per noi è fondamentale, ostetricia, ginecologia, patologia neonatale e nido. Nel lungo processo di completamento della nuova cittadella sanitaria, il reparto di ostetricia segna ancora qualche ritardo. Mancano 4 operatrici che ora la direzione cercherà, fondamentali per mantenere alto il livello del servizio, mentre 6 OS sono già state assunte. Facendo 2400 parti, è chiaro, abbiamo bisogno di dare una risposta in tal senso, anche perché avremo le vasche per il parto in acqua, avremo una serie di attività che nella sede vecchia non si potevano fare.
Si stanno pian piano trasferendo tutti i reparti in modo da essere completamente operativi per la fine dell'anno e iniziare i lavori per la collaborazione con l'Università di Padova. Stiamo già entrando con la radiologia, quindi tutto il mese di settembre poi dovremo chiudere questo e poi dovremo terminare l'ingresso delle specialità, ovviamente che vanno dall'urologia per finire la chirurgia massilofaciale, delle degenze delle specialità. In questo modo poi avremo chiuso e potremo pensare di partire con i lavori della università, cioè quindi delle aule per l'Università di Treviso legata a Padova. Un successo clamoroso, tra l'altro, quello registrato dalle iscrizioni alle professioni sanitarie che hanno fatto segnare il tutto esaurito. Diciamo che siamo stati fortunati come prima scelta perché dopo l'Università di Padova Treviso è stata scelta dagli studenti del corso di infermieristica e questo è fondamentale perché per noi significa dare delle risposte alla carenza di personale che purtroppo c'è ancora per carenza vocazionale, almeno fino a qualche tempo fa. Intanto è stata ordinata negli Stati Uniti anche la macchina per la medicina nucleare che sarà installata nel quarto bunker, già pronto. Infine anche a Palazzo Moretti si procede con il nuovo progetto e già ai primi di ottobre potrebbero essere sbloccati i lavori di rifacimento della struttura destinata a diventare ospedale di comunità. Siamo rientrati dalla pubblicità nella nostra prima edizione parlando della sanità a Treviso, della cittadella sanitaria, con la ricerca delle ostetriche. Adesso un altro tema, perché i gestori degli impianti di carburante sono di nuovo sul piede di guerra, non escludono lo sciopero. Il casus belli è la riforma della distribuzione di carburante voluta dal Ministero che evidentemente non piace. La minaccia di una serrata e il forte dissenso della categoria dei benzinai ha rallentato l'iter della riforma della distribuzione carburanti voluta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, salita all'approvazione in Consiglio dei Ministri. Una riforma sbilanciata verso le compagnie petrolifere, dicono i rappresentanti di categoria che la definiscono la peggiore mai vista nel settore da quando esistono i rifornimenti di veicoli in Italia. Apprezziamo che si siano preso un po' di tempo per riflettere sul DDL che è stato presentato al governo. Sicuramente in quel DDL manca la parte fondamentale di questo settore, che sono i gestori e la rappresentanza sindacale. Io penso che un DDL che riforma tutto il settore senza tener conto di tutto quello che c'è stato negli anni, gli accordi sindacali, i rispetti, i controlli che sono dovuti per questo settore, ci sembra veramente assurdo. Non chiediamo molto alla fine, le trattative vengono fatte direttamente con le compagnie petrolifere, ma ci deve essere la possibilità che tutti gli accordi e tutti i contratti che vengono stipulati anche nel futuro siano a condizione che le associazioni di categoria possono fare da filtro, anche perché l'interesse nostro è quello di tutelare il gestore. L'associazione è composta dai gestori e quindi escludendo una parte così importante di questo settore il DDL non può funzionare ed è l'unica cosa che noi chiediamo per il nuovo DDL. Torniamo nel Vicentino, torniamo nella montagna vicentina, mentre in pianura si dà ancora la caccia al cosiddetto lupo del Piave, o meglio la lupa del Piave. I lupi continuano le loro predazioni nella zona di Conco, questa volta non distante dal campo sportivo di Conco. La lista delle predazioni che quotidianamente e quasi senza interruzioni raccontiamo arriva ad un altro capitolo. La zona interessata, già teatro di altri episodi simili, è quella di Conco sulle pendici dell'altopiano di Asiago. Ad essere colpiti in un'area che si trova appena al di sotto del locale campo sportivo sono stati 2 animali. Nel mezzo di un prato è stato preso con probabile facilità da parte del predatore un giovane cerbiatto, sbranato e smembrato in 2 parti, testa e zampe anteriori da una parte, le zampe posteriori dall'altra. In mezzo ad alcune sterpaglie ha trovato la morte un asinello, non il primo di questa specie vittima degli attacchi dei lupi. Attaccato da dietro, non ha avuto scampo dall'attacco famelico del lupo. Già, il lupo. Questa volta c'è anche lui nelle foto. Lo si vede mentre si aggira ai margini del bosco, intento a controllare il territorio e a nascondersi alla vista, pronto ad uscire di nuovo dall'ombra in cerca di cibo, senza che nessuno per il momento riesca ad opporsi in qualche modo alla sua presenza sempre più invasiva. Parliamo di solidarietà adesso, a partire dall'accoglienza in pediatria a Padova per le prime visite delle 2 bimbe arrivate da Gaza, ferite e bisognose di cure.
Sono atterrate alle 22:30 all'aeroporto di Tessera e poi sono state subito trasferite a Padova. La macchina della solidarietà ha accolto con grande affetto le 2 bambine di Gaza che saranno curate a Padova in azienda ospedaliera. 2 anni appena, la più piccola ha 1/3 del corpo coperto da ustioni, la più grande ha 15 anni e è in sedia a rotelle per delle ferite. È arrivata con 2 sorelline, insieme a loro le mamme. Ad organizzare l'accoglienza e l'arrivo a Padova la comunità palestinese veneta e i sanitari per Gaza. Le bambine e le mamme sono arrivate a Padova con un'ambulanza della Croce Verde. Ad accoglierle anche l'assessore al sociale Margherita Colonnello, che le ha seguite e accompagnate nella struttura messa a disposizione dalla parrocchia di San Bellino, che ha fornito gli alloggi. Questa mattina le prime visite in ospedale e la conoscenza con gli specialisti che le seguiranno nei reparti di pediatria e del centro grandi ustionati dell'azienda ospedaliera. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha attivato un conto corrente dedicato in accordo con le organizzazioni che seguono le bambine per raccogliere risorse per garantire un supporto psicologico, un orientamento linguistico e un percorso di inserimento una volta che sarà finito il loro periodo di ricovero. Le informazioni per contribuire si trovano sul sito del Comune di Padova. E poi nella Marca il ritorno della vendemmia sociale con il ricavato che come sempre andrà in solidarietà alla Lilt. Quando il grappolo è molto più che la semplice somma dei suoi acini è il claim della 7ª edizione della vendemmia social che si svolgerà all'Antonio Fucking Wines di San Polo di Piave sabato 14 settembre e a Monfumo presso la tenuta Amadio domenica 15 e patrocinato dall'ULS 2 Marca Trevigiana, evento che unisce natura, territorio e attenzione per gli altri, ovvero la solidarietà verso i malati oncologici e tutti i volontari che di loro si occupano. Giornate all'aria aperta in spensieratezza che regalano benessere sotto ogni aspetto, dato che si potrà partecipare anche a sessioni di Viet Tai Chi, disciplina orientale che attraverso la gestione del respiro e movimenti dolci aiuta ad affrontare stress e difficoltà di tutti i giorni. E oltre a portare le casse di glera si potrà anche partecipare alla pigiatura dell'uva con i piedi. È un momento di festa, è un momento per stare insieme, un momento di solidarietà e di condivisione. Il fine credo sia la cosa più importante, il fatto di dare un momento di gioia a chi purtroppo in quel momento magari vive o ha vissuto un momento poco felice, però grazie all'aiuto magari a piccole gocce si riesce magari a dare un contributo anche con questo momento. Un'altra delle ragioni per partecipare è la bellissima maglietta fucsia che sarà omaggiata a tutti coloro che sosterranno l'iniziativa sia attraverso la cena che il pranzo sociale. Una giornata dove non pensano alla malattia e a tutte le contingenze che ogni giorno devono vivere. Noi abbiamo anche dei ragazzi autistici che vivono in una residenza, stabilmente in una residenza lì in Pedemontana vicino a noi, che coinvolgiamo anche in altri progetti durante l'anno, ma ci teniamo ad avere anche in questo momento di festa e di condivisione della vendemmia sociale. La LILT, Lega Italiana Lotta contro il Tumore di Treviso, sarà la beneficiaria di tutti i proventi. Lo scorso anno furono 4.000 gli euro donati, una goccia importante nel mare enorme di attività che tutti i volontari svolgono. Il problema oncologico in provincia di Treviso è rilevante perché coinvolge ogni anno 5.500 nuovi pazienti. Facciamo riabilitazione, linfodrenaggio che consente un buon recupero funzionale e anche qui abbiamo numeri che sfiorano il migliaio di casi ogni anno. Poi abbiamo un servizio di trasporto dei pazienti, circa 600 pazienti ogni anno vengono trasportati in luoghi di cura e i nostri 30 mezzi che vengono impiegati, che coinvolgono 180 autisti volontari, hanno compiuto nello scorso anno 440.000 chilometri. Nella nostra provincia abbiamo circa 800 volontari che sono impegnati proprio per i compiti istituzionali della LILT. Allora dedichiamo gli ultimi minuti della nostra prima edizione alla Mostra del Cinema, alle sue ormai battute finali. Saluto e ringrazio come sempre il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, a te i nostri spettatori. Allora, siamo alle battute finali, hai raccontato in queste settimane da Sigourney Weaver a Brad Pitt a George Clooney, ma anche abbiamo visto Antonio Albanese, Lady Gaga, insomma tanti film. Cosa c'è in ballo oggi? Ieri è stata anche una giornata dedicata alla serie sul romanzo M, il figlio del secolo di Scurati, insomma sulla figura di Mussolini. Che giornata è quella di oggi? E poi alla fine parliamo anche ovviamente del Toto Leoni, ma oggi cosa bolle in pentola alla Mostra del Cinema? Beh, oggi è intanto l'ultima giornata del concorso
ufficiale ma anche quello delle altre sezioni, quindi oggi ci sono ancora 2 titoli in corsa per il Leone d'Oro e poi certamente la giornata di Francesca Comencini, che abbiamo sentito proprio pochi istanti fa. Abbiamo appena completato l'intervista, ve la faremo sentire questa sera, un film, Il tempo che ci vuole, in cui ricorda la figura del suo padre Luigi Comencini, con 2 attori davvero straordinari, tra cui anche l'emergente bravissima Barbara Romano. Per cui davvero una giornata che è alle battute finali, ma che ancora può regalare molte sorprese. Oggi commenti sul film che ha visto tra gli interpreti di Tony Servillo, che un po' ha diviso, e poi oggi ci sarà certamente anche le prime cerimonie di premiazione dei premi collaterali, dei premi dati dai giovani, insomma tanti appuntamenti anche oggi, però l'attesa è tutto per il film di Francesca Comencini. Peraltro ieri abbiamo avuto l'occasione di intervistare un grande amico della mostra che è qui praticamente quasi ogni anno, Tony Servillo, che ha stupito il pubblico, e farei partire il servizio. Questo film in concorso com'è stato recitare? Nel caso innanzitutto una grande passione per i 2 registi, Piazza e Grassadonia, l'occasione di poter lavorare con un giovane collega che apprezzo molto, Elio Germano, con un bellissimo cast, questo va detto. E poi recitare questo personaggio per un attore è sempre un'esperienza che incuriosisce molto, che si tratta di fare un personaggio che recita. È un saltimbanco assediato dalla disperazione, e tutte le circostanze nelle quali si trova a comportarsi lui le interpreta come se fosse un palcoscenico su cui sciorinare il suo repertorio da istrione. Il tuo rapporto con Venezia? Un rapporto magnifico che comincia e continua con il teatro, che tornerò al Teatro Goldoni credo il 12 di novembre per una serata di teatro. Ho fatto qui tante regie liriche alla Fenice, e poi è arrivato anche il cinema. È un rapporto molto molto forte. Un saluto ai telespettatori di Antenna 3 e Media Nord-Est da Tony Servillo. Un grande saluto agli spettatori di Antenna 3. Ciao. Eccoci, quindi insomma ci ha raccontato come è stato lavorare anche con 2 registi, uno molto affermato, uno un giovane emergente, perché diciamo è un po' anche il filo conduttore di questa mostra. È stata, possiamo suddividere in 3, sono il grande cinema, le star hollywoodiane, il cinema italiano, anche con i grandi registi come Gianni Amelio, e anche le nuove scoperte, per cui un programma che finora non ha deluso, e che adesso alle battute finali è l'ultimo miglio che decreterà. Poi l'attesa è anche tutta per domani sera capire chi sarà nel palmarès ufficiale, quindi anche chi vedremo tornare a Venezia. Dal mattino di domani sicuramente si sprecheranno le congetture, i pronostici, per capire chi tornerà a Venezia e chi magari avremo modo di intervistare ancora una volta con un premio in mano. Però ne parliamo alla fine, perché io voglio un pronostico da te. So che non è facile fare un pronostico ovviamente, però insomma i pronostici li sbaglia soltanto chi li fa, per cui insomma li possiamo fare un po' così. Però ecco, Servillo l'abbiamo visto insieme a Elio Germano, il protagonista di questo film particolare, che si ispira, diciamo, a Matteo, diciamo, alla latitanza di Matteo Messina Denaro, no? E questo è uno dei temi centrali del film, che però poi va in una sua direzione particolare grazie all'istrionismo, no, di Servillo. Certo, appunto ripercorre questo Matteo Messina Denaro e avrà un finale tutto a sorpresa, che non spoileriamo, si dice così, non riveliamo, per poi tenere anche i nostri telespettatori la curiosità e la voglia di andare al cinema per scoprire
cosa succederà poi alla fine. Una sia interpretazione di Matteo Messina Denaro molto originale, possiamo dire, come dicevo prima, un po' diviso, sia anche un finale tutto da scoprire, ma da Tony Servillo ci si può attendere questo e altro. Peraltro ieri, Nicola, è stata una giornata storica dal punto di vista istituzionale, non tanto cinematografico ma istituzionale qui alla Mostra, perché credo che sia stata la prima volta, non so se in assoluto in 90 anni di storia, ma sicuramente a memoria d'uomo, mai si ricordava una mostra in cui nello stesso giorno sono venuti a fare visita qui due cardinali, il cardinale armatino José Tolentino de Mendoza, che ha parlato di un film proiettato qui alla Mostra che ci riguarda da vicino, perché ripercorre un po' il padiglione che è la Biennale Arte, in questo caso allestito al carcere della Giudecca, il carcere femminile, quindi ci riporta anche alla memoria la storica visita di Papa Francesco del 28 aprile scorso. E poi in serata è arrivato il cardinale Matteo Maria Zuppi, che è presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha detto che quella di ieri sera è stata la sua prima volta alla Mostra del Cinema, ha parlato con il cinema, ha braccato un po' dai giornalisti, non ha voluto rispondere sul tema dell'autonomia, anche se poi in serata in un altro appuntamento a Mestre ha risposto a distanza al governatore Zaia, cioè c'è stato un chiarimento, e quindi due cardinali lo stesso giorno alla Mostra, davvero un grande riconoscimento. Partirei il servizio con il cardinale Tolentino. Cardinale Tolentino, bentornato a Venezia, è un piacere averla con noi. Il suo significato della presenza qui oggi, che ci ricorda una cosa importante. Sono venuto per accompagnare questa proiezione del film di Marco Perego, che è una sorta di presentazione del padiglione della Santa Sede, e che Marco Perego ci dà in un film molto sensibile, molto attento all'umano, dove la storia ferita dell'umanità è veramente la protagonista, e c'è un filo di speranza che bisogna conservare, bisogna far tesoro di questa fragile speranza che ognuno di noi, anche in situazioni più esigenti, conserva dentro di sé. Allora, a distanza di qualche mese anche dalla visita del Santo Padre, che ci ha ricordato tutto questo, cosa ha portato quell'evento e cosa sta ancora portando? Penso che il padiglione della Santa Sede sta attirando l'attenzione di tanti visitatori del mondo che accorrono a Venezia, che è veramente una sorta di grande vetrina dell'arte mondiale in questi mesi, e si sentono molto toccati per la possibilità di vedere il mondo con i suoi occhi e guardarsi profondamente negli occhi degli altri. E poi anche un'esperienza un po' multidisciplinare, nel senso che dalla Biennale Arte oggi passiamo alla Biennale Cinema. Veramente la bellezza della Biennale è questa transdisciplinarità, che mostra alla fine che la poesia è unica. La poesia è una perché fa la sintesi in tutte queste forme artistiche, dall'arte al cinema. Ultimissima cosa che chiedo, avete in mente qualche progetto anche per il 2025 con la Biennale? Certo, stiamo lavorando nella partecipazione della Santa Sede alla Biennale di Architettura dell'anno prossimo. E quindi la Santa Sede ci sarà? Ci sarà. Grazie mille. Ecco Nicola, poi per così finire a 30 secondi di panoramica istituzionale, volevo aggiungere questo. Oggi, questa mattina qui a Venezia, c'è stata una celebrazione a 30 anni del film
il postino, una celebrazione della mostra in una rassegna, in una occasione autonoma ma nell'ambito della mostra del cinema. Era presente Maria Grazia Cucinotta, che ci ha rilasciato un'intervista dedicata appunto a 30 anni dalla ricorrenza di questo film straordinario, Il postino. Era presente anche il governatore della Campania De Luca, che ha parlato anche di autonomia e del Veneto, ma non rivelo altro per non togliervi la curiosità per questa sera. Allora Lorenzo, davvero le battute finali, lo dicevi prima tu, perché una vecchia volpe della mostra del cinema come te sa bene e ce lo ricordava che il pronostico può essere più preciso nel momento in cui si vede tornare qualche divo che magari era in partenza perché sa che probabilmente potrebbe essere premiato, ma insomma facciamo il gioco dei pronostici, anche se manca ancora qualche ora, mancano ancora diverse ore. Leone d'Oro e interpreti maschile e femminile, secondo te? Allora, io spero che il tifo che faccio per i film italiani sicuramente, quindi io spero in Luca Guadagnino, però credo che il favorito sia per il Leone d'Oro il film di Pedro Almodóvar. Per quanto riguarda le interpretazioni, punto ancora sugli italiani, punto su Tony Servillo e Barbara Ronchi. Benissimo, e Daniel Craig potrebbe essere, con un'interpretazione molto particolare, però non so se fosse in concorso o meno, potrebbe essere un papabile per la Coppa Volpi maschile? Io penso proprio di sì, anzi io penso che sia assolutamente il favorito, e aggiungo anche che uno dei papabili per avere qualche premio era il seguito di Joker, però avendo Joker già vinto il Leone d'Oro nel 2019 come miglior film, diciamo che è molto difficile, anche se ricordiamo che la giuria è completamente diversa perché cambia ogni anno, quindi la giuria potrebbe anche decidere, però solitamente si dice che i giurati guardano anche al palmarès, quindi 2 Leoni d'Oro in 4 anni sarebbe un record. E ultimissima cosa ti dico, un piccolo scoop, che non è uno scoop perché avviene ogni venerdì della mostra, ogni venerdì finale. I giurati hanno lasciato il Lido e in questo momento si trovano a Ca' Giustini e a Venezia in un pranzo offerto dalla Biennale, in cui stanno comunicando al direttore Alberto Barbera, che ovviamente non partecipa nella giuria, quali sono i premi, perché poi nella notte verranno incisi i nomi nei leoni e nei vari premi, perché chi viene premiato come? Sono le ore decisive, adesso stanno decidendo i premi, insomma. Adesso credo che stiano pranzando, poi vedremo cosa accadrà. Benissimo, grazie Lorenzo, chiaramente ci ricollegheremo domani, sia domani mattina che poi ovviamente domani sera, per sapere se avremo azzeccato i nostri pronostici. Grazie Lorenzo Maier. A voi. Grazie, buon lavoro e buon proseguimento invece con la nostra programmazione, perché il tempo è finito. Grazie per averci seguito, arrivederci.